Ha voluto incontrare di persona mamma Lorena e papà Roberto, lui, Marco Dussin, il ventenne al volante del tragico incidente stradale costato la vita alla giovane Carlotta De Rossi. Marco, da questa mattina ufficialmente indagato dalla procura per omicidio stradale e che ieri nel pomeriggio, affranto dal senso di colpa e di impotenza, si è caricato sulle spalle la responsabilità di un istante fatale ed è andato a bussare lì, in via Po, alla porta della famiglia De Rossi. Con lui il comandante dei carabinieri e un piccolo sacchetto con gli effetti personali di Carlotta, ultimi della giovane, che tornano ad assemblarsi in un puzzle di dolore e ricordi di quella maledetta notte in via Trieste. È stato un momento scioccante, un buco nero che non dimentichi per tutta la vita. Purtroppo è successo qualcosa che non si può cancellare, ma dobbiamo cercare di andare avanti. Queste le parole di Alessandro Dussin, assessore ai lavori pubblici di Villorba, ma soprattutto zio di Marco. Ma andare avanti non sarà facile per nessuno. Il ricordo di Carlotta è ovunque, anche lì, tra i banchi della Quinta A del Mazzotti di Treviso, dove la giovane di Fontane frequentava il suo ultimo anno all'indirizzo turistico. La scuola è fatta di persone, anche se le lezioni sono sospese, ci siamo sentiti un po' tutti e ci siamo un po' tutti stretti attorno a questa tragedia. Ecco, gelata, è una gelata, proprio siamo rimasti, diciamo, costernati. E naturalmente abbiamo tutti ricordato Carlotta. E la parola che emergeva quando io parlavo al telefono con i docenti, e poi ho sentito anche Andrea, uno dei rappresentanti di classe della Quinta A, era proprio questo, che Carlotta era una ragazza solare, una ragazza equilibrata, una ragazza positiva. 5 anni senza nessun intoppo, una studentessa esemplare con una media del 7 in tutte le materie. Amava le lingue e la moda, ma soprattutto era punto di riferimento per tutta la classe. Tra uno di questi banchi era seduta Carlotta, noi possiamo fare ben poco anche rispetto alla vicinanza alla famiglia. Quando torneremo a scuola il 10 di gennaio faremo alla prima ora un minuto di silenzio, tutta la scuola, sono già d'accordo con i rappresentanti di istituto che sono stati i primi a fare questa proposta. Successivamente sicuramente organizzeremo in accordo con la classe una commemorazione per Carlotta. E quando il 10 gennaio alle 7:55 suonerà di nuovo la campanella, Carlotta non entrerà più da quella porta, il suo banco rimarrà vuoto, ma il suo ricordo sarà più forte di qualsiasi altro addio.